Buongiorno a tutti, grazie a chi ci sta ascoltando. Sono insieme alla collega vicepresidente della Regione Francesca Zottis, alla collega della Quinta Commissione Sanità Chiara Luisetto e al rappresentante del tavolo del nord-est della medicina territoriale Cristiano Samueli, che ringrazio di essere qua insieme alle nostre colleghe. Siamo oggi a presentare la riforma della medicina territoriale, che è molto importante e la riteniamo fondamentale nel cambio di rotta proprio per la medicina. La carenza di medici di base nella nostra regione è drammatica. Le ultime stime risalenti all'aprile di quest'anno mostrano 784 zone carenti in Veneto. Per quanto riguarda i medici di famiglia, queste carenze stanno portando all'affollamento dei pronti soccorsi, ma non solo, con cittadini privi di punti di riferimento sui territori. È evidente che serve un cambio di passo, come si diceva, per rendere attrattiva la professione da una parte, perché tanti sono gli abbandoni, basti solo pensare che nell'ultimo anno, nel 2022, 68 sono stati gli abbandoni rispetto ai 360 iscritti alla scuola di formazione regionale e dall'altra parte appunto l'aumento anche delle borse. E quindi, ed è proprio questo l'obiettivo del PDLS che presentiamo, equiparare quindi la specializzazione di medicina generale alle altre specializzazioni universitarie, garantendo al contempo il contatto con le specialità del territorio e con i pazienti. Oggi il medico di medicina generale non corrisponde al medico generico, cioè laureato in medicina e chirurgia che non abbia conseguito alcuna specializzazione e post laurea, e non è neppure il medico di base, che è una specialità che non esiste assolutamente più. È un terzo genere che impone la necessità di un riordino e di una maggiore omogeneità con gli altri percorsi formativi. Oggi la formazione di queste figure professionali è demandata alla Regione, con corsi di specializzazione in medicina generale di durata triennale, al termine del quale si consegue appunto il diploma di formazione specifica in medicina generale ed è regolata dal decreto legislativo 368 del 99. Ed è questo che noi oggi proponiamo la modifica. In gran parte dei paesi europei, infatti, al contrario del nostro, la specializzazione dei medici di medicina generale è demandata alle università mediante apposito corso di specializzazione. In Italia, come già detto, la specializzazione in medicina generale invece è affidata dagli anni 90 al corso di formazione specifica in medicina generale di pertinenza delle regioni, con la collaborazione sia per l'attività di docenza che di tutoraggio degli ordini di medici locali. Con questo PDL, invece, si vuole intervenire sui corsi di formazione specifica, inserendoli in modo strutturato nell'ambito della università, con l'istituzione, ed è l'articolo 1 di questo PDLS, con l'istituzione in ogni ateneo del Dipartimento Integrato Università Servizio Sanitario Regionale. Tale dipartimento sarà istituito con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro della Salute ed intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgici. L'articolo poi prosegue quindi da una parte l'istituzione appunto di un dipartimento all'interno degli atenei, e poi però anche la modifica dell'articolo 18 dell'attuale decreto legislativo 368 e dell'articolo 20. L'articolo 18 che va a modificare quelle che saranno le competenze di formazione del medico chirurgo, quindi del medico laureato, dove chiediamo di aggiungere all'articolo 18, al primo comma, di adeguare le competenze nelle scienze biopsicomediche, nonché nelle conoscenze finalizzate alla promozione della salute e del benessere fisico e psichico. Poi chiediamo anche la modifica dell'articolo 20, sempre del testo decreto legislativo 368 del 99, laddove chiediamo che la formazione possa essere all'interno di strutture molto più ampie, dove chiediamo appunto che la formazione venga svolta non solo dalle università col concorso delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ma anche da una rete formativa costituita dai servizi e presidi ospedalieri.
dipartimentali distrettuali, ivi comprese le unità complesse di cure primarie di medicina generale di pediatria. Quindi apriamo proprio le porte e la possibilità di una formazione molto più ampia, perché questo PDL darà la possibilità, ma ne parleremo dopo anche, di dare una possibilità di carriera, cosa che la renderà molto più attrattiva questa professione rispetto alle altre. Io lascio adesso la parola alla collega Zottis che completa appunto la modifica con l'introduzione di questo PDL. Tanto grazie alla vicepresidente Bigon per aver comunque esteso quello che è il provvedimento che stiamo andando a presentare oggi, e ci tengo a dire che si incardina chiaramente in una prospettiva attuale di carenze, quindi nel cercare di dare delle soluzioni che diventino strutturali, perché ad oggi purtroppo le soluzioni a cui ci stiamo approcciando per andare a supplire quella che è una carenza evidente sono spesso un po' soluzioni tampone che non creano quindi una reale prospettiva. Il problema in generale delle professioni sociosanitarie è un problema di attrattività, è un problema di dare comunque un grado di responsabilità e di trattamento che sia ben bilanciato, è un problema di prospettive future, è un problema di sicurezza. E questo è una parte di quello che potrebbe anche incardinarsi poi a livello nazionale, che da tempo il settore sociosanitario aspetta e sanitario, che è la riforma delle professioni sociosanitarie. Negli articoli 3 e nell'articolo 4 del PDL vengono sostanzialmente definite quelle che poi sono già le modalità che ha espresso la collega, in cui si dice andiamo a creare un percorso sostanzialmente all'interno dell'università di formazione specifico per un corso di medicina generale di comunità e cure primarie, cercando quindi di andare oltre quello che è l'attuale percorso che viene fatto nelle singole regioni dalle singole aziende sanitarie, cercando quindi di collaborare, chiaramente di incardinare questo comunque in collaborazione con le aziende sanitarie, ma creando un percorso, come avviene anche per le altre specializzazioni, di medicina, tra virgolette, per voler far comprendere a chi ci sta ascoltando, di medicina equiparabile a tutto il resto. Questo significa equipararlo anche in termini di numero di anni e anche in termini di borse di studio, quindi anche un trattamento economico chiaramente maggiore rispetto a quello che viene invece garantito ad oggi, dandogli quindi una prospettiva di competenza e anche di in qualche modo prospettiva futura di professionalità più ampia rispetto all'attuale, dandogli chiaramente da subito una prospettiva quindi anche economica maggiore, equiparabile alle altre specializzazioni, e creando quindi anche quello che può essere poi una presa in carico a tutto tondo da parte del medico di medicina generale rispetto a quello che poi è l'utente e il paziente. Quindi una proposta di legge statale a tutto tondo che va in qualche modo a cercare di sopperire in modo vero a quella che è una carenza a cui noi assistiamo nella Regione Veneto in modo assolutamente molto pesante da anni, ma che in qualche modo anche affligge tutta la nostra nazione, e che il settore, lo ascolteremo anche dopo, il settore anche della medicina generale da tempo sta aspettando che qualcuno si faccia carico di una riforma reale che gli equipari in termini di competenze, in termini di professionalità e in termini di trattamento economico a tutto quello che poi è il settore sanitario. Grazie. A me il compito di richiamare quello che è il contesto in cui siamo. Questa proposta è una proposta che mira a dare qualità al lavoro dei medici di medicina generale e lo fa partendo da una chiara consapevolezza. Il gruppo del Partito Democratico lo scorso anno ha creato una ricerca, l'ha costruita nel dettaglio, dimostrando punto per punto quanto la situazione della medicina di prossimità, di vicinanza sia difficile, e anche da questa consapevolezza muove la proposta che oggi viene presentata. Da oltre 530 zone carenti, come diceva la consigliera Bigon, siamo già a 784 nell'arco di un anno. Solo nella provincia di Verona, che è la più in difficoltà, parliamo di 164 zone carenti. Una situazione estremamente difficile, che significa per i cittadini che cosa? Spesso non avere una risposta di vicinanza, di immediatezza ai bisogni, spesso trovarsi soli, in particolar modo la popolazione anziana, rispetto
rispetto a bisogni che hanno necessità di avere un riscontro di qualità e di continuità attraverso la figura del medico di famiglia. Questa proposta è veramente importante ed è centrale perché mira a ridare coraggio ai giovani medici nel entrare in questa professione, nello scegliere la professione della medicina generale come futuro e come luogo di carriera e di prospettiva. Ieri sera ero ad un incontro dove una giovane medico di medicina generale raccontava che la propria scelta rispetto ai propri colleghi è stata quasi coraggiosa rispetto alle possibilità di carriera e di specialità che gli altri si trovano a vivere, ma lei lo ha scelto per l'attenzione e il bene al proprio territorio. Allora per Giulia e per i medici di base, i medici di medicina generale che sono medici di famiglia, medici di prossimità, che hanno bisogno di essere visti e qualificati sempre di più, credo che questa sia davvero una proposta utile, il primo passo nella direzione giusta di dare ai cittadini veneti, in qualsiasi provincia vivano, una prospettiva di continuità e di servizio di qualità. Salve a tutti, sono Cristiano Samueli, sono un medico di medicina generale e sono il coordinatore del tavolo tecnico sociosanitario per il Partito Democratico per il centro nord Italia. La proposta che viene fatta dal Partito Democratico, dai consiglieri regionali del Partito Democratico del Veneto, è sicuramente una proposta molto importante e molto interessante, perché comunque aumenta l'attrattività, ed è questo il punto a cui si punta, l'attrattività della professione del medico in medicina generale presso anche i giovani. Abbiamo un problema in questo momento per quanto riguarda la medicina generale, per cui i dati che abbiamo in mano ci dicono che circa il 20% dei colleghi che escono dal corso regionale di medicina generale in realtà non vanno a fare il medico in medicina generale, vanno a fare e entrano in specialità. Ecco che quindi la situazione per cui portare la medicina generale all'interno dell'università comporta ulteriormente un'attrattività e anche quindi una valutazione per quanto riguarda le prospettive future di carriera molto maggiore, che quindi possono dare anche ai colleghi giovani la possibilità di pensare di fare questo percorso, che sicuramente è un percorso molto ampio, molto importante. Dicevamo che medici di medicina generale sono i medici di famiglia e quindi lavorano a tutto tondo, non lavoriamo solo a livello ovviamente di sanità, ma anche a livello per esempio di impostazioni del sociale, e quindi lavoriamo con le famiglie e per le famiglie. Sicuramente quello che è importante quindi è che questa modifica e questa legge che viene proposta porta a una professionalizzazione maggiore per quanto riguarda il medico di medicina generale. Ricordiamo che anche per quanto riguarda il PNRR, il medico di medicina generale è assolutamente fondamentale all'interno del percorso, e quindi per quanto riguarda le case di comunità, e questo ulteriormente ci deve portare ad avere una maggiore professionalizzazione per quanto riguarda i medici di medicina generale. Chiudo con un discorso, cioè con un fatto che è chiaro che l'università è un interlocutore molto importante per quanto riguarda la formazione del medico di medicina generale, e anche il fatto di portare da 3 anni a 4 anni il percorso formativo del medico di medicina generale nasce sicuramente in quest'ottica, quindi la possibilità di dare al medico di medicina generale un'ulteriore formazione molto ampia che si integra all'interno del percorso del sistema sanitario nazionale. Grazie.